Scolaresca in gita a Praga fuori controllo. Il titolare della ditta di autotrasporto sta tenendo fermo il pullman perché non ci sono le condizioni di sicurezza. In corso c'è un vero e proprio braccio di ferro. Al confine potrebbe intervenire la polizia. Sui suoi profili social le prime immagini di Lindsay Vonn nel letto d'ospedale al Cafoncello di Treviso. Sto facendo progressi e so che starò bene. Il grazie a medici e fan. Dramma Salgareda, 42enne ospite di una casa di cura si allontana dalla struttura, attraversa la strada e viene travolta da un camion. La donna grave in ospedale. Tragedia sfiorata sul lavoro a Mogliano con il ribaltamento lungo il terraglio di un mezzo per la potatura dei platani. Nessuno si è ferito in maniera seria, statale chiusa e traffico deviato. Giovanissimi e spietati, i carabinieri hanno chiuso il cerchio sui responsabili della rapina in villa avvenuta nel marzo 2025 a Refrontolo. 4 i responsabili, 2 i minori. Alcol ai minorenni, da 2 settimane a Conegliano in corso una stretta sui bar, 2 le diffide. Questo è il primo bilancio del sindaco Fabio Chies. Bonus, facciate, frode da 77 milioni di euro. L'indagine della Guardia di Finanza di Venezia smaschera il giro di illeciti ideato da un ragioniere padovano di 84 anni con studio nella Marca. Sbagliato fare polemiche in una giornata di commemorazioni come quella di ieri. A Ring, Borgia disapprova l'attacco del sindaco Conte al centro-sinistra, ma il nodo è ovviamente politico. Il presidente Mattarella è arrivato a Cortina nel pomeriggio, incontro con Sofia Goggia. Domani il capo dello Stato sarà nel parterre d'onore ai piedi dell'Olimpia delle Tofane per il Super G femminile. Come possono difendersi i giovani dai pericoli di internet e dei social? A Treviso gli elaborati degli studenti dell'Irigem di Rosà hanno vinto il concorso di idee della regione per un uso responsabile del web. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la storia di una scolaresca particolarmente turbolenta in gita a Praga con il titolare della ditta di autotrasporto, la Battistuzzi di Conegliano, che sta tenendo fermo il pullman perché non ci sono le condizioni minime di sicurezza. Li porterò a casa se rispetteranno le regole. L'ultimatum dell'imprenditore. In corso c'è un vero e proprio braccio di ferro. Al confine potrebbe intervenire anche la Polizia di Stato. Se volete tornare a casa, dovete tornare a casa in modo civile, educato, ma non certo come avete fatto il viaggio finora. Quindi potrebbe anche essere che se non troviamo una soluzione, io chiamerò l'autista non appena sarà riposato, metterà in moto il pullman, verrà a casa da solo, perché in queste condizioni la nostra azienda non viaggia. È un vero e proprio ultimatum quello che Vito Battistuzzi, titolare dell'omonima ditta di trasporti di Conegliano, ha rivolto a una scolaresca padovana in gita in questi giorni a Praga, circa 70 studenti di quinta superiore. La situazione dentro e all'esterno del pullman è diventata infatti incandescente, con ragazzi che sembrano totalmente fuori controllo. A riferirlo allo stesso Battistuzzi è stato un prof accompagnatore, anche lui nella capitale della Repubblica Ceca. Alle 8:30 mi telefona un insegnante e mi dice: io sono un insegnante che è a bordo di un suo autobus in gita a Praga con il suo autista e sa, questa notte i ragazzi hanno sfasciato un po' l'albergo, poi hanno fatto un casino tutta la notte, non ha dormito nessuno, tutta la notte in piedi, non te svegli, l'autista è stanco morto perché non ha mai dormito, aveva gli occhi fuori di testa, però sa, noi adesso dobbiamo andare in giro per Praga perché abbiamo le visite prenotate e l'autista si rifiuta di portarci in giro perché lui è stanco e deve riposare. La situazione è quindi seria, ma è soprattutto il tenore della telefonata a sconcertare Battistuzzi. Sono rimasto senza parole perché questa sì, è la prima volta che mi succede, ma poi gli ho chiesto anche: ma mi scusi, ma lei con l'autista che lo vede in queste condizioni sale tranquillo in autobus con altri 70 ragazzi e va in giro così? Cioè, dovrebbe essere lei, mi sembra che insomma massima responsabilità e serietà da parte dell'autista che si rifiuta di portare in giro. Cioè, prima cosa penso sia la sicurezza. Il titolare dell'azienda non ci sta. I video dell'arresto che arrivano dal pullman documentano una situazione di caos tra spazzature e sigarette elettroniche. Il mezzo è quindi fermo da oltre 24 ore con tutte le conseguenze del caso. Loro si stanno muovendo a Praga a piedi, autonomamente, perché l'autista è fermo, anche perché io sto appunto aspettando da parte della scuola, dall'istituto, della
della scuola non mi ha chiamato nessuno. Dell'agenzia mi hanno mandato una mail questa mattina dicendomi che si stanno mettendo d'accordo e che mi garantiscono che il viaggio di rientro sarà rispettando le norme di sicurezza. Tutto nero su bianco, con Battistuzzi che si sta interfacciando con la ditta tramite del viaggio. In corso, di fatto, c'è un braccio di ferro, informate anche le forze dell'ordine. Che arrivi una forza di polizia ce lo hanno già garantito, nella tratta Tarvisio-Pordenone, perché noi appunto abbiamo fatto questa denuncia, quindi già la Polizia di Stato ci ha già chiesto che faranno questo intervento, quindi ci chiederanno domani l'orario, il passaggio per intervenire, perché noi comunque quella lettera l'abbiamo girata anche alla Polizia di Stato, quindi loro faranno un intervento, questo sicuramente, però prima di arrivare in Italia ne abbiamo 8 ore, sì. Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto sui suoi profili social le prime immagini di Lindsey Vonn nel letto d'ospedale al Cafoncello di Treviso. Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo, scrive la leggendaria campionessa USA. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e so che starò bene. Grazie per l'incredibile staff medico, continua Vonn, per gli amici, la famiglia che sono stati al mio fianco e per la bellissima esplosione di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre conclude: congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare. Così dunque la leggenda americana dal letto dell'ospedale al Cafoncello di Treviso. E noi veniamo a un incidente molto grave che si è registrato nel primo pomeriggio a Salgareda. Siamo in via Provinciale Ovest verso Ponte di Piave quando un camion ha impattato contro una donna, una 42enne che stava attraversando la strada. La donna era ospite della struttura che si trova a ridosso dell'arteria, una casa di comunità, una casa terapeutica. Indagano i carabinieri con il supporto della polizia locale. Stava tentando di attraversare la strada la 42enne che nel primissimo pomeriggio è stata investita da un camion condotto da un uomo di 57 anni lungo via Provinciale Ovest a Salgareda. Un impatto violentissimo che ha sbalzato la donna per alcuni metri, scaraventandola addosso a un'auto in sosta. Immediato l'allarme con la mobilitazione di forze dell'ordine e sanitari del SUEM 118. L'arteria è tra le più trafficate dell'area, collegando Salgareda a Ponte di Piave. Ho visto l'elicottero partire, cioè caricare la barella e ha preso quota e basta. Stando a una prima ricostruzione, la 42enne stava uscendo dalla comunità terapeutica dove era ospite a ridosso della strada. La stessa OLS2, con una nota a metà pomeriggio, ha chiarito che i pazienti possono muoversi liberamente. Sul posto i carabinieri per le indagini, la polizia locale per dirigere il traffico. Quanto alla dinamica, nel tratto interessato dall'incidente non ci sono strisce pedonali. L'autista, la guida, ha dichiarato di essersela trovata improvvisamente davanti e di non aver potuto fare nulla per evitare lo scontro con la parte anteriore destra del mezzo. Sottoposto ad alcol test nell'immediato, l'uomo in evidente stato di shock è risultato negativo. Per la 42enne, ora al Cafoncello, la prognosi resta riservata. E si è rischiata una tragedia sempre nel primo pomeriggio a Mogliano. Siamo lungo il terraglio per il ribaltamento di un mezzo per la potatura dei platani. Nessuno si è ferito in maniera seria, statale è chiusa e traffico deviato. Si è corso un grave rischio nel primo pomeriggio a Mogliano. Un mezzo impiegato nel taglio di una quindicina di platani malati lungo il terraglio si è ribaltato su un fianco, sbilanciato dal peso del grosso tronco che stava cercando di sollevare. Forse è un successo, un malposizionamento dei piedi di sostegno, è caduto, si è ribaltato. Fortunatamente non ci sono dei feriti, se non una persona in maniera molto lieve, perché se cadeva vicino a coloro che erano gli operatori che davano una mano all'esecuzione di questi tagli, oppure anche all'autista stesso del camion che si è ribaltato, poteva succedere una tragedia. Sulla traiettoria del mezzo non si trovava dunque nessuno e lo stesso manovratore se l'è cavata con qualche escoriazione, tanto da rifiutare anche il trasporto al pronto soccorso. È probabile che uno degli appoggi che sosteneva il peso del braccio meccanico fosse troppo vicino al ciglio stradale. Il terreno, zuppo per la pioggia, ha ceduto
caduto sbilanciando il mezzo e facendolo cadere sul lato del fossato. Per rimuovere albero e macchinario è stato necessario chiudere il terraglio tra le 14 e le 16 nel tratto tra Ponte Dese e via Ronzinella. Dopo aver avvisato tutte gli autobus, le forze dell'ordine e anche di emergenza. Sul posto, insieme al vice sindaco Muraro, polizia locale e protezione civile. Malgrado questo sono state pesanti le conseguenze sul traffico, deviato sulla viabilità secondaria. Dalle 16 sul terraglio è ripresa la circolazione a senso unico alternato, un'ora più tardi la riapertura completa delle 2 carreggiate. Giovanissimi e spietati, i carabinieri hanno chiuso il cerchio sui responsabili della rapina in villa avvenuta nel marzo 2025 a Refrontolo poco meno di un anno fa. 4 i responsabili, 2 sono minorenni, un 17enne in particolare frequentava la casa e aveva fatto da basista. In quella circostanza hanno parlato appunto di un tentativo abbastanza violento fatto da uno dei soggetti che impugnava la pistola e che aveva in qualche modo inscenato un conto alla rovescia per costringerli a parlare e a consegnare il denaro. La pistola puntata addosso, poi un inquietante conto alla rovescia e questo per mettere ancora più pressione alle vittime, madre e figlio di 48 e 19 anni. La rapina è quella del 20 marzo 2025 in una villa di noti gelatai a Refrontolo. Dopo quasi un anno si chiude il cerchio, accanto a 2 diciassettenni già individuati nell'agosto scorso sono stati identificati e denunciati altri 2 ragazzi poco più che maggiorenni, un 19enne di Cison di Valmarino, un 20enne di Moriago della Battaglia, insomma una banda di 4 componenti giovanissimi quanto all'apparenza spietati, tutti nati nella Marca ma originari di Macedonia e Albania. Della gang, uno in particolare, 17enne, frequentava la casa, conoscente di uno dei figli dei proprietari, sapeva, forse per una confidenza mal riposta, che lì c'erano dei soldi, da qui l'insistenza diventata minaccia e violenza. I soggetti erano travisati e almeno uno armato di pistola, che poi abbiamo scoperto essere comunque una pistola a salve, ma con la quale avevano poi minacciato le vittime, madre e figlio, di fargli anche del male. I soldi, circa 8.000 euro in contanti, vengono trovati sotto il battiscopa. Di lì la fuga e la denuncia con le indagini condotte dai carabinieri del comando di Vittorio Veneto, guidati dal maggiore Francesco Galante. Una prima arma viene trovata nelle vicinanze, altre 2 sempre caricate a salve nel corso di perquisizioni domiciliari. Non ci sono precedenti specifici e non hanno comunque precedenti di spessore che possano farci ricondurre la loro responsabilità ad altri eventi dello stesso tipo. Quindi potrebbe essere stata la loro prima rapina. Per quanto ci risulta, sì. I maggiorenni si trovano agli arresti domiciliari denunciati minorenni, per tutti l'accusa è di rapina. L'inchiesta tra l'altro ha portato anche un nuovo filone con i carabinieri di Cison che nei giorni scorsi hanno arrestato anche un pusher 24enne trovato con 1 chilo di cocaina e 36.000 euro in contanti. Aveva messo a segno una rapina a Caselle di Altivole ai danni di una coppia di anziani, 95 anni lui, 85 lei. Alex Dragutinovic, residente a Torino, è stato condannato a una pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione in continuazione con altre sentenze relative a fatti del tutto simili, commessi nei mesi in provincia di Padova e a Castello di Godego. L'uomo d'Altivole aveva agito assieme ad un minorenne. La rapina la sera del 20 giugno 2024, i 2 avevano fatto irruzione nella casa pensando di poter arraffare soldi e gioielli e malmenando un'amica di famiglia, una 61enne di origine rumena che si trovava in casa della coppia per prestare loro assistenza, ma in casa avevano trovato solo una banconota da 5 euro. I 2, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, erano stati catturati dai carabinieri lungo la provinciale 667 tra Vallà di Riese, Pio X ed Altivole a bordo di una Kia grigia. Alcol ai minori, da 2 settimane a Conegliano è in corso una vera e propria stretta sui bar, 2 le diffide, questo è il primo bilancio del sindaco Fabio Chiesa.
Ci sono state 2 diffide, in questo momento stiamo verificando se effettivamente hanno dato da bere i minorenni oppure l'ordine è stato dato da parte dei maggiorenni, perché questo va verificato. Comunque l'attenzione è altissima, nel senso che noi non vogliamo si verifichino queste cose. Il giro di vita è in corso e dopo 2 settimane ci sono già dei provvedimenti. Il fronte sempre attuale e carico di problematiche operative è quello della somministrazione di alcol ai minori, con il sindaco di Conegliano Fabio Chies che ha voluto una stretta dopo alcune segnalazioni informali. Da qui il rafforzamento dei controlli da parte di polizia locale e altre forze dell'ordine che hanno portato alle 2 diffide di questi giorni. Ci sono bar nella zona centrale, già avvisarli in maniera importante per noi è fondamentale, perché sanno benissimo che se si dovesse poi accertare che una cosa del genere è avvenuta o avviene, verranno immediatamente chiusi. Non c'è un se o un ma, la tolleranza è zero da questo punto di vista. Nessun intento punitivo, dice Chies, la stragrande maggioranza dei locali opera correttamente, ma il messaggio va lanciato soprattutto per ciò che rappresenta la città del Cima in Italia e nel mondo. Ho deciso di intraprendere questa strada perché Conegliano, tra l'altro, è città del vino insieme a Valdobbiadene per il 2026-2027, per cui abbiamo gli occhi puntati da parte di tutta a livello nazionale, e penso che il buon bere sia qualcosa di positivo per il nostro territorio, ma dobbiamo dare una stretta assoluta se i bar o gli esercenti danno da bere ai minorenni. L'alcol c'entra e come nella lite che è scoppiata ieri sera davanti al Trevisi. Siamo in pieno centro a Treviso, sono dovuti intervenire i carabinieri ad affrontarsi. Sono state due ragazze appunto che sembravano ubriache, urla, sberle, bicchieri lanciati. Questo lo scenario. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma. Così dunque a Treviso il tema quindi dell'alcol tra i giovanissimi, tra i minori, che è sempre in primo piano. Sempre per la cronaca parliamo adesso di bonus facciate, di una frode in particolare da 77 milioni di euro. L'indagine da parte della Guardia di Finanza di Venezia ha smascherato il giro di illeciti operato da un ragioniere padovano di 84 anni, già condannato a 3 anni di carcere. Aveva uno studio anche nella Marca trevigiana. Maxi truffa da 77 milioni di euro legate ai bonus edilizi del decreto rilancio del 2021. Al centro dell'inchiesta della Procura di Venezia un ragioniere 84enne padovano con studio a Ponte di Piave nel Trevigiano è già arrestato 3 anni fa e posto ai domiciliari per vicende analoghe. La Guardia di Finanza di Venezia ha disposto un sequestro da 76,9 milioni di euro. Secondo gli investigatori il ragioniere avrebbe orchestrato un sistema basato sulla creazione e circolazione di falsi crediti d'imposta caricati nei cassetti fiscali di società e partite IVA, anche ignare, per poi cederli e monetizzarli attraverso banche e altre aziende. L'indagine, avviata nel 2021, è partita da una società del veneziano che, pur non avendo emesso fatture per lavori eseguiti, risultava titolare di ingenti crediti fiscali. Da lì gli accertamenti si sono allargati fino a coinvolgere 19 indagati per truffa, ricettazione e riciclaggio, oltre a 23 società e 33 persone fisiche. Le operazioni di sequestro hanno interessato anche diverse province venete, Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo. Finora sono stati bloccati 24 immobili, oltre 3 milioni e mezzo di euro sui conti correnti e più di 34 milioni di crediti fiscali non ancora utilizzati. E c'è anche una maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso di cui dobbiamo darvi conto. Fatture false e riciclaggio. Sono stati evasi ben 10 milioni di euro, sequestrate abitazioni, conti correnti e beni di lusso. 5 le persone indagate, l'ambiente è quello della manifattura tessile. Un'attività criminale pensata nei minimi dettagli. Dal 2019 al 2024 5 cittadini cinesi, ora indagati, attraverso 8 aziende tessili hanno scambiato fatture false per oltre 80 milioni di euro. Di queste attività solo 2 ditte erano reali e producevano effettivamente capi d'abbigliamento, le altre 6 no. Si parla di un'evasione di circa 10 milioni di euro. I cittadini coinvolti in questa attività criminale sono indagati a vario titolo per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed omessa dichiarazione e riciclaggio. Le 2 imprese vere riuscivano ad ottenere commesse a prezzi particolarmente competitivi, abbattendo i redditi imponibili e quindi la tassazione per oltre 7 milioni di euro, utilizzando costi mai sostenuti, documentati dalle fatture false emesse dalle ditte intestate a connazionali, tutti irreperibili e uno addirittura deceduto. Il sistema è stato utilizzato per disporre bonifici in Cina e per acquistare sempre dalla Cina beni di lusso.
I conti correnti sono stati utilizzati dal principale indagato sia per spese personali sia per acquistare 2 abitazioni di circa 700.000 euro fittiziamente intestati ai figli minorenni. La moglie è indagata per riciclaggio poiché avrebbe mascherato l'origine illecita di parte dei profitti con numerosi prelievi di denaro contante e bonifici verso conti esteri. L'aspetto più rilevante è ciò che è accaduto dopo la frode, cioè il tentativo di ripulire i capitali. Il denaro sottratto al fisco è stato in parte trasferito all'estero e in parte impiegato per l'acquisto di beni di lusso in investimenti immobiliari, con l'obiettivo di ripulire il provento illecito e ostacolarne la tracciabilità. Sottoporre al sequestro le disponibilità finanziarie, beni immobili e immobili rappresenta il più importante danno che si può infliggere ai gruppi criminali che pongono in essere reati economici e conseguentemente impedisce che i capitali illeciti inquinino l'economia legale. Nel corso delle investigazioni è stata inoltre approfondita la posizione della consorte del principale indagato, la quale, oltre ad essere titolare di fatto di 2 delle ditte non operative, si è resa responsabile del reato di riciclaggio, poiché ha mascherato l'origine illecita di parte dei profitti, disponendo numerose operazioni di prelievo di denaro contante e bonifici verso conti esteri. Questa operazione conferma il ruolo di forza di polizia a forte vocazione sociale svolto dalla Guardia di Finanza, a presidio della sicurezza economica e finanziaria del Paese, a tutela della concorrenza degli operatori economici che operano nella legalità e quindi dell'intera cittadinanza. Dalla cronaca alla politica, con il clima all'interno del centrodestra trevigiano che torna a surriscaldarsi. Dopo il fronte della sicurezza si apre quello delle foibe, con Claudio Borgia di Fratelli d'Italia che rimprovera il sindaco di Treviso Mario Conte. Lo ha fatto ieri sera a Ringa. No alle polemiche nel giorno della commemorazione delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Claudio Borgia, lancia una frecciata all'alleato leghista Mario Conte, che pubblicamente, durante la cerimonia ufficiale prima e poi tramite comunicato, ha criticato le minoranze consiliari per non aver partecipato agli eventi in programma. La totale assenza della minoranza in tutti e 3 i momenti celebrativi francamente dispiace. Dispiace perché si perde un'occasione di unità nei confronti delle situazioni, delle pagine più buie del nostro paese. Dallo studio di Ring, Borgia assesta la stoccata al sindaco. Io oggi, sinceramente, in un giorno così solenne, no, per tutti gli italiani, avrei evitato qualsiasi polemica, anche il fatto di non vedere, no, in questo caso a Treviso gli esponenti del centro-sinistra. Insomma, io avrei evitato di fare polemica oggi, se ne può discutere, perché oggi è un momento solenne, e vedere oggi tante istituzioni, no, che parlano di ricordo è sicuramente importante, perché eravamo in pochi e oggi è diventata una memoria condivisa. Dobbiamo continuare su questo. Oggi avrei evitato ogni polemica. Per il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera l'appunto era invece più che opportuno. Effettivamente mancavano anche l'anno scorso tutte le celebrazioni, non ce n'è solo una a Treviso, ce ne sono diverse. Dispiace perché poi tendono a polemizzare su questioni di principi e non vedere neanche uno dei capigruppo. È dispiaciuto, e quindi ha fatto bene il sindaco in questo momento a ricordarlo. Ogni tanto fa bene anche il sindaco ricordare che si può essere presenti anche quando magari in altri momenti della storia la sinistra ha voluto non vedere, perché sicuramente questo ricordo non nasce da un ricordo di sinistra. Tema caro a Fratelli d'Italia la memoria delle foibe, tanto da aver presentato in regione un progetto di legge perché vengano conosciuti e tramandati i tragici eventi del confine orientale. Depositato proprio nel giorno del ricordo, il progetto vuole rafforzare in ambito regionale un percorso strutturato di conoscenza, approfondimento e partecipazione di quella pagina di storia. Giù le mani dunque, e l'uscita di Borgia va in questa direzione. Il messaggio è chiaro: se Conte vuole darsi ai temi politici perché vede avvicinarsi le elezioni del 2027 per il rinnovo del Parlamento, non lo faccia con i temi dei meloniani. Marta Panizzo è la nuova vicecomandante della Polizia Locale di Treviso. La nomina è arrivata dal comandante Patrick Antonello in accordo con il sindaco Mario Conte. Giuliana Dal Pozzo, colonna della locale, è stata nominata invece vicecomandante vicaria. Panizzo, 38 anni, è in servizio a Treviso dal 2008. Dal Pozzo, 64 anni, in servizio a Treviso da quando ne aveva 20. Da tempo coordina la gestione della viabilità in occasione di grandi eventi cittadini, curando ordinanze e piani di sicurezza
sicurezza e rapporti con istituzioni e forze dell'ordine. Una figura di riferimento per il comando. Sono certo che entrambe sapranno svolgere i rispettivi incarichi con equilibrio e spirito di servizio, ha commentato il primo cittadino Mario Conte. Difendere i giovani dai pericoli di internet e più in generale dei social network, sempre a Treviso gli elaborati degli studenti dell'Irigem di Rosà che hanno vinto il concorso di idee della Regione Veneto per un uso responsabile della rete. L'ente di formazione Irigem di Rosà ha vinto la prima edizione del concorso di idee per un uso consapevole della rete internet e dei social media indetto dalla Regione Veneto. Gli studenti dell'Irigem si sono classificati primi nella categoria scuole secondarie di secondo grado e scuole di formazione professionale, preparando una serie di elaborati su come vivere il mondo digitale in modo responsabile e consapevole. Un tema ampio e molto sentito dai ragazzi, sviluppato a 360 gradi, affrontando questioni cruciali come il cyberbullismo o la dipendenza tecnologica. Prima abbiamo fatto dei manifesti, poi dei libretti per le scuole, comunque da dare in giro ai più piccoli o comunque ai nostri coetanei, e poi dei giochi multimediali e dei giochi in scatola. Io ho fatto con una mia compagna di classe, abbiamo realizzato un video dove va a far vedere, diciamo, magari la persona ferita dalle parole, come può succedere spesso alle ragazze. L'intero progetto si basa sul principio ogni lettera conta, il web lo costruiamo noi, vale a dire un'assunzione di responsabilità in prima persona. Noi non siamo solo utenti di internet e il messaggio, ne siamo anche costruttori. Siamo partiti proprio dall'analisi con i ragazzi dei social e del telefonino come strumento, e poi lo abbiamo trasformato in un contenitore, quindi in un contenitore fatte delle loro parole, dei loro foto, e da lì abbiamo creato il progetto. Tutto il progetto è imperniato su questa, tra virgolette, medaglia a doppia faccia, in cui coesistono sia la relazione umana, sociale, quindi hanno lavorato in soldoni, in gruppi, gli alunni si sono relazionati fra di loro, e a questo dall'altra parte della medaglia troviamo tutto quello che è l'aspetto della comunicazione online. Un impegno che è stato riconosciuto col primo premio consegnato all'Auditorium del Sant'Artemio di Treviso. Lavorare su questo progetto e lavorare insieme magari può riavvicinare anche su questo tema appunto l'interesse della classe e degli studenti. Quanto vi ha aiutato quello che imparate a scuola nel realizzare questi progetti? Beh, ci aiuta tanto, soprattutto abbiamo dei professori molto bravi e di questo ne dobbiamo essere grati, perché ci affiancano sempre, ci aiutano in ogni cosa e soprattutto nelle idee ci aiutano tanto, perché noi magari avendo meno esperienza abbiamo bisogno di un aiuto proprio come loro. Siamo pronti a raccontarvi della giornata mondiale del malato, le celebrazioni di Monsignor Tomasi a Treviso, il rugby, le novità del Benetton, e poi ovviamente andremo nel Bellunese. Il capo dello Stato è arrivato a Cortina, e poi ci sono anche le vertenze sindacali di Idro e Ceramica Dolomite. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, la giornata mondiale del malato con le celebrazioni del Vescovo Tomasi. Io stesso, ha scritto, ho constatato nella mia esperienza di missionario e vescovo in Perù come molte persone condividono la misericordia e la compassione alla maniera del samaritano e dell'albergatore. La parabola del buon samaritano come immagine della carità cristiana, il cuore del messaggio di Papa Leone XIV per la giornata mondiale del malato, un richiamo a tutta la comunità a fermarsi accanto a chi soffre. Un pensiero che il Vescovo di Treviso ha condiviso e riproposto nella celebrazione presieduta nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dedicata ai malati, alle persone fragili e a chi quotidianamente se ne prende cura. Non solo ho fatto riferimento alla cura dei malati come a una parte importante della missione della Chiesa, ma come ad un'autentica azione ecclesiale. Così Papa Leone. E queste parole davvero le posso ripetere pensando a molti nella nostra diocesi, pensando a voi, cari fratelli e sorelle. Spesso non vediamo il meraviglioso intreccio di relazioni che si realizza in tanto impegno di singoli,
di associazioni, di gruppi, di istituzioni, un impegno per non lasciare da solo nessuno e nessuno lasciare senza cura. Ma questo intreccio si realizza in tante generosità, in tanto coraggio, in tanta dedizione quotidianamente. Non solo un momento di preghiera, ma un richiamo concreto alla responsabilità di ciascuno. La compassione non è un sentimento astratto, ma un gesto che si traduce in vicinanza, ascolto e sostegno. Nel volto dei malati, ricorda Monsignor Tomasi, si riconosce il volto di Cristo ed è proprio da qui che passa la testimonianza più autentica della fede, fatta di prossimità e servizio. Un invito semplice, alla portata di tutti: fermarsi, guardare l'altro e non lasciare nessuno solo nel momento del dolore. Parliamo ora di cuccioli selvatici. Arrivano i primi leprotti al centro recupero fauna della provincia. La struttura di Sant'Artemio è pronta ad accogliere le prime cucciolate 2026. La squadra composta dagli operatori medici e sanitari specializzati di Veneto Agricoltura e della Polizia Provinciale ha già provveduto al recupero di alcuni leprotti. Li vedete, le cittadine e i cittadini che dovessero imbattersi in un animale selvatico in difficoltà o in una cucciolata nel territorio provinciale di Treviso sono invitati a rivolgersi al CRAS della provincia, che darà opportune informazioni o si recherà sul posto occupandosi di effettuare il recupero. È possibile telefonare al numero 320 432 0671, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Lo ripeto, 320 432 0671, attivo 24 ore su 24. Lo sport, il rugby con il Benetton al lavoro per cercare il sostituto di McCree per la prossima stagione, sosta di campionato e coppa utile per ragionare sul futuro. La sosta di campionato per il Sei Nazioni, con i Leoni del Benetton protagonisti dell'esordio vittorioso contro la Scozia a Roma, è utile per i biancoverdi non solo per riordinare le idee dopo le ultime due prestazioni in campionato, la sconfitta di Cardiff e il pari a Monigo contro gli Scarlets, ma anche per ragionare sul futuro. Callum McRae ha già annunciato la decisione di riavvicinarsi alla famiglia in Gran Bretagna e lascerà dunque Treviso a fine stagione. La società si sta muovendo per individuare il suo successore. Ci stiamo ragionando, ovviamente visionando tutti quelli che possono essere i profili. È un lavoro che stiamo portando avanti ovviamente con calma, non vogliamo correre perché è importante reclutare quello che è il miglior profilo che sposi il progetto Benetton Rugby e che sia ovviamente, che abbia le caratteristiche giuste per portare avanti questo progetto, che tra l'altro ha come obiettivo, tra i vari obiettivi, ma c'è anche quello, uno fondamentale, che è quello della crescita dei giovani, per cercare di valorizzarli e portarli ovviamente a esordire in Benetton il prima possibile e esordire in nazionali il prima possibile, per cui questa figura deve avere ben chiaro anche questo nostro progetto. Treviso, che sta ospitando il Sei Nazioni Under 20 e che, finiti gli impegni della nazionale, sabato c'è la seconda sfida degli azzurri, questa volta a Dublino contro l'Irlanda, dovrà riprendere il suo cammino in campionato. La data è quella del 28 febbraio, quando al Rodney Parade di Newport in Galles i biancoverdi incontreranno i Dragons. Stagione ancora lunga, coppa e campionato a fasi alterne. Nella prima ottavi da affrontare con determinazione proprio contro il Cardiff, nel secondo obbligatorio dare il tutto per sperare nei play-off, con il sostegno anche del pubblico, che non fa mancare il suo supporto e che entro un anno, come ha confermato anche il sindaco di Treviso Mario Conte, a Monigo potrà contare su una terza tribuna che porterà la capienza dello stadio a 7.000 posti. Siamo addirittura d'arrivo, mettiamola così, e ovviamente ci sono proprio gli ultimi dettagli da sistemare, però diciamo che il lavoro grosso è stato fatto. Andiamo adesso a Belluno. Non possiamo non partire da quello che sta accadendo a Cortina, le Olimpiadi, l'arrivo nel pomeriggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che si è intrattenuto per un colloquio di mezz'ora con la campionessa Sofia Goggia. Complimenti per la terza medaglia in altrettante Olimpiadi, le ha detto il capo dello Stato, era difficile, state raccogliendo una grande quantità di medaglie. Per lei e le altre azzurre Mattarella farà il tifo domani nel Super G femminile sulla mitica Olimpia delle Tofane. Tiziano Bolognani.
Dal tram Mereghino agli sci in una sfavillante cortina, il Presidente della Repubblica è arrivato nelle scorse ore nella Perla delle Dolomiti, dove lo attende una fitta agenda di impegni, una visita a Casa Italia, la tappa, al Villaggio Olimpico a Fiammes e poi la gara del Super G femminile ai piedi dell'Olimpia del Lettofane. A Trento in mattinata il Presidente Mattarella è intervenuto alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca Universitaria Centrale ad Alcide De Gasperi e a seguire all'Itas Forum per inaugurare l'anno accademico dell'università. Un ringraziamento al corpo accademico e un ringraziamento per me consueto ma indispensabile a tutte le nostre università per quanto fanno per trasmettere cultura. E in questo momento difficile della vita del mondo, con difficoltà rispetto alle quali, come emerso dalla lezione del professor Tognun, De Gasperi ci parla ancora, di fronte ai rischi che elementi barbari ritornino nei rapporti tra gli Stati della vita internazionale, in questo momento quello di elaborare, approfondire, sviluppare e trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile, preziosa risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa. A Cortina ad accogliere il Capo dello Stato, le massime autorità della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI, massimi rappresentanti istituzionali della Regione e della Provincia di Belluno. Una visita blindatissima in una cortina murata dove non si placano le polemiche d'ogni tipo, dai pass ai prezzi proibitivi per mangiare qualcosa o sorseggiare un aperitivo, che stanno scoraggiando pubblico, curiosi, abitué della Conca e proprietari delle seconde case. Ma se Sparta piange, Atene non ride. Nelle vallate limitrofe dalla Gordino allo Zoldano e fino al Comelico il segno negativo è a 2 cifre per gli alberghi che contavano di poter fare il tutto esaurito proprio nelle giornate olimpiche. Un flop prima di tutto comunicativo, istituzionale e organizzativo, un cortocircuito che fa temere per la prospettiva post-olimpica di tutto il territorio bellunese. Intanto c'è la cronaca sindacale con l'avvertenza idro di Feltre. Questa mattina l'incontro al Ministero, sindacati e sindaca Fusaro lanciano un appello, l'azienda acceleri sulla reindustrializzazione e chiarisca i numeri occupazionali, sempre bolognani. Incontro cruciale, pur se interlocutorio, al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il futuro della Idro di Feltre. Le notizie delle scorse ore relative al trasferimento delle matrici nel secondo stabilimento italiano di Idro hanno dato una sferzata alla trattativa. Rispetto a quanto accaduto, la discussione di qui in avanti deve avvenire in un clima di massima fiducia, puntualizza Stefano Bona della FIOM CGIL di Belluno. Unitaria la richiesta di un percorso trasparente e rapido volto alla salvaguardia del sito produttivo e dell'occupazione. Oggi direi sostanzialmente positivo, ecco, sono poi stati ribaditi da parte sia dei sindacati che da parte mia come sindaco le posizioni molto ferme, molto chiare negli accaduti, negli avvenimenti che sono accaduti nel corso di queste giornate e sono stati palesati in maniera molto chiara anche da parte del Ministero. 3 i punti fermi e imprescindibili: fiducia, reindustrializzazione, chiarezza sul perimetro occupazionale. Abbiamo conosciuto l'advisor, gli hanno dato i tempi per concludere l'affare qua il mese di luglio, è previsto un altro incontro il 31 di marzo. Vedremo come sarà. Intanto abbiamo parlato anche della sicurezza in azienda, che è fondamentale, è la prima cosa che si preoccupa. L'advisor, cioè la società di consulenza chiamata ad individuare il compratore dopo una ricognizione del mercato, ha iniziato la sua attività. Oggi abbiamo le rassicurazioni che quanto prima sarà ripresa l'attività produttiva, quindi i guasti all'impianto elettrico saranno riparati nel più breve tempo possibile. Nel frattempo i lavoratori saranno coperti dalla cassa integrazione. Abbiamo anche in questo tavolo ribadito la necessità di un'integrazione della cassa integrazione nei confronti dei lavoratori. Crediamo che si sia aperta una fase nuova attraverso la quale si può trovare una soluzione industriale ed occupazionale per lo stabilimento di Feltre. FIOM e FIM l'hanno ribadito: non accetteremo cambi di procedure o giochi sui numeri tra 6 mesi. Ora, assieme alla sindaca di Feltre, i sindacati attendono fatti concreti.
E si è conclusa ieri in tarda serata l'ultima assemblea dei lavoratori di ceramica dolomite di Borgo Valbelluna, a cui è stato presentato l'accordo sindacale siglato in sede regionale lo scorso 4 febbraio. L'accordo è in linea con il piano industriale approvato dai soci di ceramica, che prevede un deciso intervento sui costi, sull'efficienza e sulla produttività, insieme ad una profonda riorganizzazione e a una strategia commerciale lungimirante basata su produzioni di alta fascia e sul marchio proprio. Un piano industriale audace ma solido per fare di ceramica dolomite un punto di riferimento europeo del settore. Il commento dell'amministratore delegato della società Pablo Battistini, affiancato nel rilancio dal super manager Maurizio Castro. Soddisfazione da parte della Regione del Veneto con l'assessore Massimo Bitonci. Nel documento si conferma che le 59 fuoriuscite dei lavoratori previste dal piano saranno soltanto su base volontaria e incentivata, con contributi proporzionati all'anzianità di servizio, ma anche con riguardo a parametri individuali più sensibili. Per il momento è tutto, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. Subito dopo la sigla, come sempre, c'è il meteo. Buona serata.